Io potevo fare solo il pittore nella mia vita, l'artista, perché non avrei potuto fare arte. E io adesso vorrei iniziare col giallo. Da ragazzo usavo sempre l'arancione che ora non uso più e l'ho sostituito con questo colore, però non so il perché. Ed è questa la bellezza, perché l'arte non la si può razionalizzare, per come la concepisco io ovviamente. Uso il colore direttamente con le mani perché mi piace toccarlo, mi piace l'impatto della mano sulla tela, lo posso accarezzare, lo posso anche plasmare potrei dire, però posso farlo solo con la mano, non con il pennello. Per quanto concerne il quadro comunque non so esattamente cosa farò, più o meno qualcosa nella mia testa comunque ci deve essere, un'idea c'è, però ovviamente sarà una sorpresa anche per me. Io non so mai quello che faccio a priori, cioè il quadro cresce mano a mano prende forma, prende corpo. Direi che ci guidiamo a vicenda. Siamo molto contenti della prima antologica di nostro padre dopo la sua scomparsa e dell'affluenza del pubblico e della critica. Il nostro intento è quello di valorizzare l'arte di nostro padre. E questa è la prima di una serie di mostre che noi abbiamo in progetto di realizzare sia a livello nazionale che internazionale. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti così numerosi a questo evento importante per la città di Savona e per la città di Cairo, perché ovviamente il nostro amico Giorgio Moiso era un cairese doc e siamo oltremodo felici di poterlo ricordare in un modo così bello, in questa sala meravigliosa e nella sala di esposizione del Palazzo del Commissario. Io mi presento, sono Antonella, faccio parte dei Cavalieri dei Ricordi, che siamo un gruppo di amici che allestiamo mostre, innamorati dell'arte, dei ricordi e di tante altre cose. Stavolta siamo in trasferta a Savona e questo ci onora molto. Lascio ora la parola all'altro Cavaliere dei Ricordi, uno dei fondatori, che è Giorgio Viano. Grazie. Buonasera a tutti, un po' di emozione ci sta, visto tanta gente così. Allora, io sono incaricato, intanto ha detto già Antonella, ci ha fatto conoscere, noi ci chiamiamo i Cavalieri dei Ricordi, da 12 anni facciamo mostre, ma solo nell'ambito di Cairo. Per noi è la prima esperienza fuori luogo. Ci ha impegnato moltissimo,
Ci auguriamo che la mostra vi piaccia. Abbiamo anche realizzato un bellissimo catalogo che potrete poi acquistarvi all'uscita. Innanzitutto voglio ringraziare in primis la famiglia Moiso, la moglie di Giorgio, Gemma. Facciamogli un applauso. Naturalmente i figli Roberto, Tiziano, Martino e Michele, i quali hanno fortemente voluto questa mostra all'onore del loro papà e del suo marito, naturalmente. Noi dobbiamo ringraziare in primis anche il Comune di Savona, nel nome del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura, che ci hanno prestato questa location meravigliosa, ci ha impegnato tantissimo, abbiamo realizzato questa mostra con 170 opere. Immaginatevi, ce ne sarà da vedere per tutti i gusti. Vogliamo ringraziare il Comune di Cairo, nel nome del Sindaco, perché Giorgio nasce a Cairo e quindi è un nostro concittadino. Vorrei anche aggiungere un amico quasi più che fraterno, perché la nostra amicizia ci lega dall'infanzia, noi nasciamo nello stesso vicolo, proprio uno di fronte all'altro, e abbiamo questa passione che ci lega tutta la vita, 70 anni di amicizia, sempre tutte e due con la stessa passione per l'arte. Giorgio naturalmente l'ha messa molto più a frutto di me. Poi ringrazio il Comune di Albisola, vorrei aggiungere che il Comune di Albisola, in concomitanza con questa mostra, farà un allestimento al Museo del Muda, presentando 35 opere in ceramica, quindi merita una visita anche a quella. Poi ci sarà Albisola Superiore, nel nome di Simona Poggi, che si è interessata tantissimo a riguardo, vuole fare una mostra anche lei, in contemporanea, dedicata a due artisti grandiosi, due amici, che hanno collaborato insieme tantissimi anni, Gianni Celano Giannici e Giorgio Moiso. Quindi ci sarà una presentazione di questa mostra con delle opere bellissime, merita di nuovo la visita anche a quella. Voglio ringraziare ancora il Rotary Club perché? Perché Giorgio era presidente onorario del Rotary. Quindi loro hanno dato un contributo notevole per la realizzazione di questo evento. Voglio ringraziare anche il Circolo degli Artisti di Albisola, nel nome di Antonio Lichieri, che ci ha dato una mano incredibile, lo ringrazio, gli facciamo anche un applauso. La Fondazione Agostino De Mari ha voluto partecipare a questo evento con un contributo notevole. Lions Club di Savona e le Zontiane di Cairo e di Savona e il gruppo di tutte donne hanno partecipato alla grande e le ringraziamo in particolar modo dalla presidentessa che deve essere lì in mezzo. Poi tutti gli sponsor, ci sono stati gli sponsor, tantissimi, e i collezionisti. Ecco, questo lo voglio precisare perché questa mostra non avremmo potuto realizzarla se non grazie ai collezionisti, i quali si sono prestati, ci hanno dato i cataloghi che risalgono al periodo, diciamo, quando lui ha iniziato i suoi lavori, insomma, che la famiglia non aveva più perché Giorgio aveva venduti, quindi li abbiamo raccimolati e abbiamo potuto fare un percorso storico di questa mostra partendo appunto dagli anni 60. Ringrazio anche Cesare Orler della famiglia Orler di Venezia, che è venuto giù con un cameraman, quindi farà tutto il filmato di tutto l'evento. Vorrei ringraziare Tullio Mazzotti delle ceramiche Mazzotti di Albisola, le ceramiche San Giorgio e lo studio Hernan, diciamo i tre più storici di Albisola. Concludo con la presenza di un personaggio importante, voluto dalla famiglia, un critico d'arte che ha già scritto per Giorgio in 2 cataloghi molto importanti. Uno era avere a che fare con la pittura
e l'altro era Tam Tam. Si tratta di Luca Beatrice. Facciamoci un applauso. Grazie. Allora, chiamiamo qui il sindaco di Savona, che gentilmente ci ha ospitati, per dirci due cose. Grazie, sindaco. Sono io che vi ringrazio e ringrazio tutti voi, è davvero un'emozione vedere una sala così gremita, tante persone, per un evento importante che è quello della celebrazione del ricordo, della valorizzazione di un artista importante per il nostro territorio, un artista che ha lasciato molto di vivo, come questa sala dimostra, e ricordare e celebrare i nostri personaggi nell'arte, non solo nell'arte, ma in particolare nell'arte, è sempre un valore prezioso per una comunità, perché significa essere capaci di appunto valorizzare, di tenere la memoria, ma soprattutto attraverso la memoria di tenere viva l'attenzione verso il futuro. Gli artisti ci parlano attraverso le opere e quindi ciò che dicono, poterlo rivedere insieme, valorizzare significa tenere vivo quel messaggio. E quindi è davvero un passaggio molto importante. E in questo caso diciamo, il territorio ha saputo insieme valorizzare questa occasione. Io ricordo la telefonata di Paolo Lambertini che mi anticipava un contatto dei figli, della famiglia, insieme ai Cavalieri del Ricordo, figli che ringrazio, famiglia che ringrazio, perché da loro è nato l'idea, è già stato detto, e anche noi la ringraziamo moltissimo perché ci ha dato lo spunto, ci ha dato l'occasione, ha reso possibile per tutti noi fare quello che si sta facendo, che è stato fatto. Però è nato da un contatto, da una sinergia. I territori che si parlano significa che si rendono conto che la vita delle persone, la vita della comunità si dirama nel territorio, non si chiude in ambiti separati. Quindi capire questo e collaborare in questo senso è davvero prezioso. E in più, poi lo dirà meglio l'assessore, è una celebrazione che si diffonde nel territorio, nei vari comuni, è stato ricordato i 2 comuni di Albissola. Quindi diciamo è proprio bello vederci qua in tanti, è bello celebrare un artista importante, è bello vedere un territorio che sa valorizzare nel suo insieme, valorizzare i collegamenti e quello che li lega. E quindi sono tutti fattori che legano il territorio e soprattutto lo legano alla memoria e alla prospettiva del futuro. Quindi davvero grazie a voi tutti e grazie soprattutto alla famiglia. Diamo la parola ora al sindaco di Cairo, Paolo Lambertini. Buonasera a tutti. Naturalmente mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti e credetemi che guardare la sala di qua e vederla piena così, con le persone ancora in piedi in fondo, è davvero bello e mi sembra che sia il regalo più bello che noi possiamo fare a un personaggio, come è stato detto, della nostra terra. Ora, noi potremmo anche fare un po' di campanilismo tra Cairo e Savona, no? E va bene, facciamolo, ci sta, ecco. Ma io credo che Giorgio per Cairo è stato, al di là dell'aspetto artistico, che non mi metto certo a giudicare, io che non sono in grado di farlo assolutamente, quindi di questo altri sanno bene dire, raccontare di lui, ma poi credo che insomma, quello che è successo con le sue opere parli chiaro del suo talento. A me piace pensare a Giorgio, che io non conosco da amico, non posso dire di essere mai stato un suo amico, però l'ho sempre conosciuto, ed era un uomo che quando Cairo aveva bisogno, ai tempi in cui era a Cairo, lui ha sempre detto di sì. Non si è mai tirato indietro. L'ultima è stata l'esperienza con le nostre palline di Natale di qualche anno fa, quando l'ho chiamato. Lui non ha neanche messo in discussione il fatto di mettere il suo talento, no, a fattor comune per tutta la sua comunità, perché la comunità cairese insomma, è stata per tanti anni insomma, la sua comunità, e questo mi sembra che sia l'aspetto più importante, cioè il saper e voler mettere il proprio talento
a disposizione della comunità credo che sia un valore aggiunto che vada anche oltre quello che è l'aspetto artistico e l'aspetto culturale che viene dall'esperienza che Giorgio ha fatto. Quindi io di questo vorrei ringraziare lui personalmente, ringrazio naturalmente la famiglia, tutti quanti voi, e direi mi unisco proprio al ringraziamento al Comune di Savona, perché è evidente che se avessimo fatto questa mostra a Cairo noi ne saremmo stati non orgogliosi di più. Certo che farla a Savona, nel nostro comune capoluogo, in una location come questa, dà certamente un valore aggiunto, per cui davvero grazie al Comune di Savona, i Cavalieri dei Ricordi non li ringrazio, che li ringrazio già sempre, perché se non ci fossero loro, quantomeno da noi a Cairo difficilmente riusciremo a organizzare quello che riusciamo ad organizzare. Quindi grazie tanto davvero a voi, godiamoci questa mostra, grazie a Giorgio e grazie alla famiglia, a tutti quanti voi. L'assessore Negro. Buon pomeriggio. Sì, tante cose sono state dette, ma a costo di ripetermi, devo dirvi che così tante persone per l'inaugurazione di una mostra significano due cose. Una, che sicuramente Giorgio Moiso ha lasciato un segno artistico e probabilmente tanti di noi hanno all'interno delle nostre case, no? Proprio quel segno. Però questa sala non sarebbe così gremita se questo segno non fosse anche personale, di amicizia, come vicinanza, se no una sala così non si riempie. Quindi io credo che questo sia un segnale molto bello, che solo l'arte sa fare, no? L'arte ha questo potere magico di unire persone, realtà, situazioni, associazioni, popoli, e quindi nel nostro piccolo oggi stiamo compiendo anche questo piccolo miracolo. Ed è un miracolo perché che si sta compiendo, devo dire, ormai da un anno, ci stiamo lavorando tanto, però questa sinergia fra enti sta diventando sempre più naturale. Ecco, no? Si parlava di campanilismi, in realtà è stato naturale quando i figli sono venuti a trovarmi, immaginare insieme a loro che le albissole dovevano far parte di questo percorso. Cioè, sarebbe stato stonato, come stonato sarebbe stato non avere qua il sindaco di Cairo, altrettanto stonato è non vedere Gianluca Nasuti, non vedere Simona Poggi qui con noi. E allora abbiamo immaginato una mostra che è diffusa, che vuole essere un po' lo stile con cui vogliamo condurre anche, da un po' lo stiamo facendo, ma vorremmo condurlo sempre di più, questo modo di lavorare, per non chiuderci nei nostri piccoli recinti che hanno poco significato. E quindi, quindi oggi inauguriamo questa mostra. Il 28 inaugurerà il Muda e naturalmente il Muda racconterà della ceramica, no? Immagino Gianluca, perché quello è il tema, è un tema che tra l'altro insomma Giorgio ha prodotto tanto, quindi in realtà insomma credo che anche la mostra del Muda sia molto 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 interessante. E poi ad Albissola Superiore l'amica Simona Poggi si è inventata una cosa che dà lo stimolo a me di dirne un'altra, cioè l'amicizia fra due artisti, no? Fra il grande compianto Giannici e Giorgio. E allora mi viene da dire che forse anche il buon Gianni si meriterebbe un qualcosa da parte nostra, e la giornata di oggi mi fa già frullare la testa per fare delle cose proprio in merito anche a un altro nostro concittadino, un po' di tutti noi, ecco, perché dire che fosse cittadino di un paese piuttosto che un altro, anche Giannici insomma è stonato, e quindi in realtà di progetti se ne possono produrre tanti, no? Una persona vorrei ringraziare, che è una persona che rappresenta il circolo degli artisti. Io devo dire che quando c'è un problema, quando la questione si fa seria, si fa tutti da Antonio Licheri. Quindi io ringrazio anche Antonio davvero, perché si è reso subito disponibile e operativo per fare in modo che tutto questo poi ce la facessimo anche a farlo davvero, ecco. Quindi io ringrazio anche chi poi si mette a disposizione dietro le quinte senza voler parlare in pubblico, no? E quindi davvero grazie all'associazione, ma grazie anche a tutti quelli che si sono messi in silenzio e hanno lavorato. Quindi buon pomeriggio.
E noi come Cavalieri dei Ricordi adoriamo gli assessori alla cultura e ne approfitto per ringraziare Caterina Garra, assessore alla cultura di Cairo. Il rapporto che c'è tra le associazioni e gli assessori è importante, è lo scambio e ci fa lavorare bene. Per ultimo, ma non ultimo ovviamente, la parola a Luca Beatrice. Ci si stupisce sempre in Italia, dove esiste questa condizione, a mio avviso, assolutamente straordinaria, che non si trova negli altri paesi, almeno in quelli che conosco io, nel senso che se tu vai a vedere una mostra in Inghilterra pensi a Londra, se vai a vedere una mostra in Francia pensi a Parigi, se vai negli Stati Uniti pensi a New York, eventualmente alla California. L'Italia, come voi sapete, è un paese senza un centro e quando si parla di arte antica, classica, moderna, contemporanea, quante città potrebbero vantare un primato, no? Roma, Milano, Torino, Venezia, Firenze, ho detto Napoli, Palermo, le prime che mi sono venute in mente. No? E poi c'è questo straordinario ruolo, veramente così, proprio precipuo della nostra situazione culturale, che è dato dalla provincia. Provincia che ogni tanto si porta dietro, no? Questa specie di connotazione, non dico negativa, però forse un po' limitante, no? Rispetto al grande centro, e in realtà in Italia un tesoro di cose, di uomini, di donne, di persone, di situazioni e di opere d'arte, non solo, di architettura, di paesaggio, di cucina. In Italia più o meno si mangia bene dappertutto, ma le cucine sono tutte diverse. E allora, pensando ad un artista come Giorgio Moiso, non si può disconoscere il fatto che lui sia cresciuto in un ambiente tendenzialmente di provincia, eppure il suo lavoro parla un linguaggio che è nazionale e in parte anche internazionale. Perché questo? Perché evidentemente la provincia non è un luogo di reclusione, non è un luogo di solitudine, di silenzi, di abbandoni, no, è un luogo fertile, appunto, di persone, di idee. Poi qui siete fortunati perché avete anche il mare, secondo me il mare è tanta roba. Allora, riguardiamo questo percorso di Giorgio e troviamo un artista che ha parlato una lingua che era la lingua dell'arte italiana e non solo del suo tempo. E tra l'altro, siccome io lavorai con lui soprattutto tra il 2002 e il 2006, vi racconto questo episodio perché l'ho detto ai suoi figli, a Tiziano, soprattutto a Tiziano ma anche a Martino. Io non conoscevo il lavoro di Giorgio delle origini e secondo me lui aveva fatto di tutto per tenermelo nascosto, nel senso che in quegli anni si sentiva particolarmente rappresentato da quello che probabilmente è il suo periodo migliore, forse più dove ha raggiunto anche le più importanti gratificazioni e che vedrete infatti molto ben testimoniato nella mostra. Però se facciamo un passo indietro, questa mostra che possiamo chiamare antologica, perché effettivamente mette insieme, come è stato detto prima di me, 170 lavori, che sono tanti effettivamente, di un percorso piuttosto lungo nell'arte, nella storia dell'arte, parte da un artista che probabilmente noi non avremmo riconosciuto se nessuno ci avesse detto che lui era lo stesso Giorgio Moiso degli anni 90 e degli anni 2000, un artista che ha compiuto una serie di esperienze nella pittura e contemporaneamente nella ceramica, poi dirò qualcosa magari su questo tipo di materiale, e i primissimi lavori che vedrete, alcuni sono quasi realisti, poi però c'è un bello scatto in avanti, il suo rapporto con la natura, che vedrete non abbandona mai del tutto, nel senso che il suo sguardo, pur rivolgendosi evidentemente ad astrazioni, ad altri mondi, a visioni, a interventi materici estremamente complessi che lui dilata nello spazio, nel tempo. C'è in catalogo una delle opere sue più grandi che è stata realizzata in ceramica, giusto appunto. Dicevo, non lo abbandona mai perché quello sguardo che all'inizio degli anni 70 dedica alla natura, al paesaggio, in qualche modo torna, si riaffaccia, si manifesta. Ecco, guardateli anzi con attenzione questi lavori quando salirete tra poco a vedere la mostra, perché secondo me sono propedeutici a ciò che poi sarà il lavoro forse più conosciuto.
E mi hanno colpito in particolare, e vi assicuro che sto parlando di opere che ho visto per la prima volta mezz'ora fa, quindi non mi sono preparato in tal senso, però mi hanno colpito molto quei lavori in cui gli alberi sono attorcigliati da una specie di bendaggio bianco, di un lenzuolo, una tela, non lo so, no? Che questo sforzo, questo tendere dall'oggetto inerte all'albero, che invece la sua vita, secondo me, che una vita sua ce l'ha, rappresenta effettivamente un po' tutta quella tensione che poi noi ritroveremo nella sua pittura matura. Ecco, facciamo un salto in avanti, ci troviamo negli anni '80, ci troviamo, ne parlavo forse con Viano al telefono quando ci siamo sentiti qualche settimana fa, che lui ritiene che quello sia stato un po' l'inizio di un nuovo percorso, i Cannetti, no? Se non ricordo male, che effettivamente sono ricchi di colore, abbandonano la verosimiglianza, abbandonano un certo naturalismo delle origini per affrontare effettivamente la superficie della pittura astratta. Ecco, faccio ancora un salto in avanti e vi racconto, io diciamo, non voglio andare sulla questione del ricordo personale, perché con Giorgio c'è stato un rapporto professionale che è durato circa 4 anni, lo ricordo con un uomo particolarmente curioso, ma che aveva tra le altre passioni, infatti stiamo ascoltando da lì il suono, quello per la musica jazz. E nel 2006 ci troviamo al Castello di Rivara, un posto non lontano da Torino, però in provincia, a realizzare una sorta di live performance della sua pittura, un aspetto a cui lui teneva molto, intanto perché la pittura a un certo punto si fa corpo, esce o quantomeno tenta di uscire in maniera definitiva dall'esperienza della tela, del telaio, del cavalletto per diventare altro. Giorgio mi mostrò delle fotografie dove lavorava spesso per terra, lavorava con le mani, molto a contatto, no? Proprio fisico. E questo che cosa significa? Beh, a mio avviso significa il fatto che, bene o male, lui avesse in qualche misura introiettato tutta una serie di avanguardie che un pochino prima o nello stesso tempo di cui si dibatteva, insomma, nel mondo dell'arte, dall'espressionismo astratto fino all'esperienza del gruppo Gutai, ma soprattutto la performance. Ecco. E poi un altro elemento che secondo me si capisce bene nel lavoro di Moiso è questo. A un certo punto nel quadro, nell'opera, succede qualche cosa, il quadro è sempre il luogo dell'accadimento, uno parte con un'idea, ma non è detto che arrivi esattamente lì dove avrebbe voluto. C'è un margine di improvvisazione, c'è un margine di sorpresa molto elevato, e di questo mi ricordo che ne parlammo a lungo nei nostri incontri. A un certo punto il quadro prende la direzione che vuole lui. L'opera prende la direzione che vuole lui, e mi pare che Moiso da questo punto di vista fosse piuttosto abile nel lasciarla andare, nel lasciare che fosse l'opera a suggerire poi il risultato finale. Detto ciò, è chiaro che all'interno poi ci vediamo materia, ci vediamo forma, ci vediamo molto interesse nei confronti appunto di questa reazione anche fisica della pittura a contatto con altri materiali, in particolare la ceramica. Successivamente a questo periodo, che più o meno si conclude nel 2006, Giorgio ha continuato a lavorare tanto. Un altro ciclo di lavori secondo me estremamente interessante, e almeno per me sorprendente, è quello dei gialli, di cui mi pare ci sia un testo di Cesare Orler. Perché i gialli di Moiso? Un po' perché effettivamente ha una cromia un po' particolare, non so, mi sembra che sia un giallo che tu non è che vedi tutti i giorni, evidentemente si era inventato qualche strana alchimia per farlo risultare esattamente così. Dove di nuovo torna paradossalmente la figura, la stessa figura dove poi a un certo punto tu ritrovi in questo lavoro dei tarocchi, un po' misterioso, un po' enigmatico. Soltanto a lanciare così dei momenti che, vi ripeto, non rappresentano l'intero percorso, l'intera carriera di questo artista, ci trovate che cosa? Che cosa vi restituisce tutto ciò? È un uomo molto curioso, molto attivo, molto attento, profondamente pittore, ma in qualche modo anche scultore, perché vuole uscire dalla bidimensione, polimaterico, se vogliamo usare un termine che sarebbe stato caro a Prampolini, uno sperimentatore, uno che considera la pittura come una palestra di sperimentazione e al suo interno, come dicevo prima, il luogo dell'accadimento. Un altro tema, vado verso la conclusione, la parola, la scrittura, la grafia,
quando andavamo a scuola ci insegnavano la calligrafia. Giorgio non fa operazione calligrafica, fa un'operazione grafica, nel senso che la sua scrittura spesso si confonde con le immagini, non è sempre intellegibile, sono parole che lui butta all'interno del quadro, sono momenti quasi musicali, tendenzialmente di improvvisazione anche lì. Dicevo, per finire, l'universo in cui lui si iscrive è effettivamente un universo molto complesso. Se avrete tempo e pazienza, oltre che di guardare la mostra, che è molto ricca, ed è giusto in fondo che sia così, che si porti dietro anche qualche opera in più, perché questa è la sua città, è la sua terra, io penso, conoscendolo, insomma, magari non così profondamente come gli amici che hanno parlato prima di me, però certamente conoscendolo come artista credo che sarebbe stato contento nel vedere tutto questo lavoro, questo corpo di lavoro importante, imponente, forse avrebbe un po' sorriso, no? Rispetto ai lavori degli inizi, non so quanto. Direi che il suo percorso è un percorso coerente nella diversità e che credo fondamentalmente l'essere nato, cresciuto in questo luogo l'abbia anche profondamente influenzato, rendendolo un artista secondo me assolutamente da studiare e da scoprire. Grazie. Ringraziamo veramente di cuore tutte le persone che sono state qui stasera, ringraziamo in modo particolare il nostro amico Giorgio, speriamo che da dov'è ci stia sorridendo. Grazie a tutti e buona visione. Se tu ti lasci andare e vai istintivamente sulla tela, vedrai che il tuo quadro sarà perfetto, avrà un equilibrio perfetto, perché tu non l'hai cercato, perché tu hai cercato quell'equilibrio che è dentro di te, che ti appartiene. Per me l'arte è una maniera di vivere, cioè un artista può fare arte anche senza far nulla. Ci sono dei momenti di crisi, dei momenti di pausa, in cui è meglio non far niente. Se tu noti bene, sui miei quadri esiste anche una certa figurazione. Poi per quanto riguarda lo stile, direi che se uno guarda attentamente i miei libri, ci sono, come potrei dire, dei momenti completamente, a volte direi diversi l'uno dall'altro, perché essendo un artista molto irrequieto, non mi piace rimanere su una posizione in particolare. Guardando più attentamente si può vedere che il mio percorso è molto più variegato. Quando io parlo di musica, parlo quasi sempre di musica jazz, perché la mia educazione viene da lì. E quindi io mi esprimo con la pittura in una maniera analoga, perché per me l'improvvisazione è molto importante, l'estemporaneità, il creare il quadro mano a mano e vedermelo crescere sotto gli occhi come un musicista, improvvisando, vede crescere la propria frase, diciamo attraverso lo strumento mano a mano.
lavoro con le mani, lotto per così dire con la tela, con il colore, mi piace toccarlo, mi piace lavorare anche con il corpo per sentirlo, per una verità, perché arte e vita debbono, come potrei dire, debbono essere un tutt'uno, per cui il quadro deve avere una sua verità, la verità di quel momento.